intervento è sulla sostenibilità e sulle nuove tendenze, sulle innovazioni nel campo della sostenibilità nel turismo e l'oggetto fondamentale di ciò che dirò è il fatto che necessita un cambiamento di approccio già a livello di destinazioni turistiche, puntando molto di più anche sotto il profilo della promozione proprio su elementi che riguardano la sostenibilità e quindi il ciclo dell'acqua e l'utilizzo dell'acqua piuttosto che la bassa emissione in atmosfera, percorsi che recuperano molto gli aspetti di valorizzazione ambientale, tutti indicatori che fino a una serie di anni fa erano rivolti a, un'elite o comunque una nicchia di operatori che decidevano di investire sulla sostenibilità. Adesso non è più un ragionamento di nicchia, diventa una necessità che valorizzi ad un tempo una destinazione turistica, ma la valorizzi soprattutto su questi aspetti, non solo sugli aspetti esperienziali e sugli aspetti tradizionali dell'offerta, ma anche su questi aspetti, su questi indicatori nuovi di sostenibilità. Parlare di turismo e sostenibilità può essere anche una sorta di contraddizione in termini, perché come sappiamo tutti con l'overtourism, il turismo tende invece necessariamente a consumare aspetti del territorio e quindi per me diventa importantissimo, non dico resettare l'offerta tradizionale, ma sicuramente arricchirla con questi nuovi contenuti e questi nuovi indicatori.